Quanto successo in ULSS 2 ha dell'inverosimile: 130.000 euro pubblici, 12 mesi di indagini private in un'azienda di 10.000 persone, dove mancano infermieri e tanti altri professionisti, dove i turni si coprono a fatica, dove in corsia si viene aggrediti. E senza dirlo a nessuno, né ai sindacati né ai lavoratori, scopriamo questa notizia dalla stampa. L'impiego di un'agenzia investigativa privata da una parte, la rivelazione alla medesima agenzia di dati personali sensibili dei lavoratori dall'altra. Non è tanto la caccia al furbetto a scatenare la reazione dei sindacati di fronte ai controlli scattati in ULSS 2 nei confronti di alcuni dipendenti sospettati di infedeltà, quanto aver autorizzato il trattamento di dati generalmente coperti da privacy. Sia chiaro, come FPCGL noi i furbi non li abbiamo mai difesi. Chi ruba tempo e denaro pubblico ruba ai propri colleghi. Ma nell'atto firmato dalla direzione c'è scritto che un'agenzia privata poteva raccogliere, conservare e trasmettere le opinioni politiche dei dipendenti, le convinzioni religiose, l'appartenenza sindacale, i dati sulla salute e l'orientamento sessuale. Diciamo, ma cosa c'entra tutto questo con l'assenteismo? Assolutamente niente. Non diciamo che questo sia realmente accaduto, non lo sappiamo, nessuno ce l'ha detto. Diciamo che però per qualcuno è stato ritenuto normale mettere per iscritto tutto questo e consegnarlo a un privato. Ed è su questo che il sindacato vuole andare a fondo, annunciando la richiesta urgente di chiarimenti all'azienda sanitaria. Qui non è questione né di regolamenti, è questione innanzitutto di rispetto. Chi cura le persone ha diritto di essere trattato come una persona. Sarà nostra cura inviare urgentemente una richiesta di chiarimenti alla direzione dell'ULSS 2.